fare scuola, no? E mi porto mio padre che ancora veniva sott'acqua con me. Mio padre è uno dei primi subacquei del posto, quindi È il contrario, è tuo padre che ha portato te. No, lui è venuto e ha detto vabbè, e mio padre che non c'aveva né manometro, né prontimetro, né computer, lui andava sempre a occhio, dice io mi faccio un giretto qua, sparisce, finiamo l'immersione, chiamo tutti quanti, tutti sopra e mio padre non si trova, non c'era. E quindi sono andato a cercarlo. Vado a cercarlo e lo vado a cercare nel limite dei 30 metri all'orizzonte per vedere se vedevo le bolle. Vedo le bolle, vado ad raggiungerlo e lui fineggiava che non ce la faceva, che aveva il retino tutto pieno di aragoste. Allora sono andato ad aiutarlo per tirarlo su e mi faceva no, vai giù che ce n'è ancora! Sono andato giù, cazzo, era tutto pieno di aragoste! Non aveva gamba, niente, con le pillette piccole! E all'epoca aveva l'età mia adesso, 50-55, quasi 60 anni. Una cosa, guarda, poi per 6-7 anni ho portato gente a vedere aragoste, perché non ero cattivato.